Mi spacca sta roba, bellissimo. La produzione qua è divisa in isole, dove ci sono queste isole qua che sono aperte, dove per ogni macchina c'è una stazione di produzione. In un'isola del genere è tutto esattamente diviso, quindi per tempo, per stazioni, con gig su misura per tutto. In una stazione del genere riescono a produrre 50 macchine al giorno, e se noi vediamo da fuori c'è tutta una sezione aperta da qua, perché utilizzano dei carrelli per portare il materiale nuovo per la costruzione di nuove macchine, quindi da fuori arrivano con i carrelli le scatole dei pezzi, li appoggiano qua e l'operatore da dentro semplicemente prende i pezzi e assembla la macchina. Questi qua sono i carrelli per portare i pezzi singoli per la produzione. Tipo lì ci sono i rotori, pezzettini di plastiche. Vedete, tipo il traspallet adesso è andato a prendere i pezzi, li porterà nella stazione di prima per continuare la catena di assemblaggio.